a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Anche quest'oggi ci dedichiamo, come tutti i lunedì e i martedì delle scorse settimane e fino a lunedì prossimo, ci dedichiamo ad approfondire le questioni relative alla strage di Erba, sentendo i consulenti che hanno prestato la loro opera per la richiesta di revisione che è stata bocciata poi dalla Corte d'Appello di Brescia. La Cassazione si pronuncerà il prossimo 25 marzo sulla richiesta degli avvocati di rivedere quella decisione della Corte d'Appello di Brescia e quindi di poter aprire il processo di revisione. Oggi parliamo con la professoressa Cristina Scarpazza, tra poco saprete chi è, ha lavorato nel pool del professor Sartori. Domani sera su Rai 2 Antonino Monteleone nella trasmissione Linea di confine si occuperà di nuovo, dopo le ore 23, della strage di Erba. Settimana prossima concluderemo lunedì, in attesa della sentenza della Cassazione martedì, con la conversazione registrata con il dottor Marzio Capra. Un buon ascolto, buona giornata a tutti. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e buongiorno anche alla nostra ospite di questa puntata di Auto da Fè, dedicata come altre alla vicenda relativa alla cosiddetta strage di Erba e ai suoi sviluppi processuali. Questa mattina abbiamo con noi la professoressa Cristina Scarpazza, che intanto saluto e poi vi presenterò brevemente. Buongiorno professoressa, grazie. Buongiorno a lei, grazie, buongiorno per l'invito. Cristina Scarpazza, laureata in psicologia sperimentale e neuroscienze, è esperta di questioni cognitive e comportamentali, si è laureata all'Università di Padova nel 2009, ha conseguito il master in neuropsicologia clinica nel 2011, in neuropsicologia e psicopatologia forense nel 2015, dottorato di ricerca in neuroscienze cognitive all'Università di Bologna e nel periodo del dottorato ha svolto anche un periodo di ricerca al King's College di Londra con il professor Andrea Mechelli e 2 anni post-dottorato. Oggi professore associato presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova. Insegna, se non sbaglio, professoressa neuroscienze cognitive, neuroscienze forensi, quindi applicate anche alle questioni che hanno a che fare con le vicende giudiziarie. Le sue ricerche riguardano la percezione della genuinità delle emozioni, la psichiatria forense e le neuroscienze forensi. Le tematiche che affronta sono, per esempio, cosa differenzia l'espressione di emozioni genuine da quelle non genuine, cosa differenzia la percezione di emozioni e il loro resoconto anche di espressioni di emozioni genuine e non genuine, quali sono le basi neurali sottostanti alla classificazione corretta di un'emozione come genuina o no. Sono tematiche che hanno anche un risvolto ovviamente in ambito forense, no? Come nel nostro caso specifico. Si occupa di tante altre cose, ma credo che per la vicenda di Erba si sia occupata di questo in relazione soprattutto alla questione chiave, che è uno degli elementi per cui i 2 imputati sono stati poi condannati, cioè il riconoscimento da parte del signor Mario Frigerio in Olindo Romano del suo aggressore e poi della idoneità o meno dei 2 condannati appunto a dare testimonianza, a fare una confessione valida, recepibile, no? Allora intanto su queste 2 questioni la sentenza, che poi citerò mano a mano, che ha rigettato tutte le istanze di revisione del processo per la strage di Erba, la sentenza ha anche escluso il carattere di novità del vostro lavoro scientifico su tutti e 2 i punti, sulla questione del signor Esatto. Frigerio e sulla idoneità di Olindo Romano e Rosa Bazzi a testimoniare. Allora le chiedo di ripercorrere brevemente appunto qual è stato il vostro lavoro, partendo dalla testimonianza del signor Frigerio. Io prima parlavo della sua specializzazione nel studio delle emozioni genuine e non genuine, ma evidentemente anche del ricordo. Ehm, Partiamo dal signor Frigerio e poi arriviamo ai 2 condannati. Qual è stato il vostro lavoro? Cosa avete fatto? Cosa ha fatto lei in particolare durante Certo. questa consulenza per la difesa? Allora, partiamo da un presupposto che per me è molto importante specificare, ovvero questo è stato un lavoro d'equipe, di gruppo, nel senso che chiaramente è stato un lavoro mastodontico che io non ho potuto gestire, da sola, ma abbiamo gestito in un gruppo di colleghi coordinati dal professor Sartori e vabbè, in seconda battuta da me, un gruppo di colleghi che comprende 15 esperti italiani,
in varie discipline legate appunto alle scienze forensi. A questo lavoro hanno partecipato anche gli studenti del master in neuropsicologia forense, diretto da professor Sartori diretto adesso da me, visto che il professore è in pensione. Allora, per quanto riguarda Frigerio, il lavoro è iniziato Sì. ovviamente con un'analisi della documentazione, è un lavoro iniziato nel 2018, quindi pensate a quanto tempo abbiamo dedicato, proprio perché la documentazione di questo caso è letteralmente infinita. Quindi abbiamo iniziato da un'analisi della documentazione e da un'analisi delle 3 sentenze che sono passate poi in giudicato all'epoca dei fatti. Ecco, mi permetta di fare una piccola osservazione su Sì. questo. Lei ha detto che abbiamo iniziato il lavoro nel 2018, un lavoro molto lungo. Era già stato fatto in precedenza un lavoro simile al vostro, o uguale, o coincidente? Sul caso di Erba? Una valutazione, sì, sul caso di Erba, una Non mi valutazione risulta. delle stesse questioni. Non mi risulta. Ecco, perché Ehm, glielo dico perché la Corte invece dice che era già tutta un lavoro già fatto. Questa è una mera rielaborazione di cose già verificate, accertate e addirittura giudicate. allora si tratta molto di sfumature in realtà. Si tratta di sfumature perché, per esempio, stavam parlando di Mario Sì, Frigerio. La questione di Mario Frigerio è molto delicata ed è anche molto complessa dal punto di vista scientifico, ovvero da subito è stato detto, dal professor Strata, mi pare, che è stato anche intervistato alle Iene, sì. che il ricordo di Mario Frigerio riguardo alla strage di Erba non era attendibile. Nessuno però si era mai espresso sull'idoneità a rendere testimonianza, che sono 2 concetti che sono essenzialmente sono da un punto di vista, diciamo così, possono sembrare simili, ma in realtà sono molto, molto Sì. differenti. E questo credo che sia stato poco compreso, anche dalla Corte, che poi si è espressa nella sentenza negando la novità del nostro elaborato. In realtà l'elaborato che noi abbiamo prodotto, che consta di quasi 500 pagine tra relazione principale ed allegati, quello mi riferisco a quello di Mario Frigerio, solleva una questione che è molto delicata ed è centrale per questo processo, ovvero il fatto che il ricordo riferito alla strage, in particolare riferito all'aggressione che ha subito Mario Frigerio, che Mario Frigerio ha esposto durante l'udienza dibattimentale nel 2008, seppur nel 2008 Mario Frigerio risultasse attendibile secondo i criteri giuridici dell'attendibilità intrinseca, è l'esito di un falso ricordo. E quindi di fatto Mario Frigerio non avrebbe dovuto neanche arrivare a testimoniare, perché nell'arco del tempo si è formato in lui un falso ricordo, che per definizione è il ricordo di un evento che non è mai avvenuto, di qualcosa che non è vero, che non risponde a verità, che però diventa nella mente della persona indistinguibile da un ricordo vero. Per cui una persona certo che è convinta di quello che dice, ma questo è la caratteristica del falso ricordo, cioè lui non era consapevole che stava Ecco, raccontando qualcosa che non è accaduto, che non po corrisponde a quello che è accaduto. poi lo puntualizziamo questo aspetto, però vorrei fare un piccolo passo indietro, se lei consente, professoressa, perché lei ha detto prima il lavoro è stato molto lungo, c'è stato molto da Certo, esaminare. Ecco, certo. ci faccia capire proprio concretamente come avete operato, come è stato possibile, ricostruire quello che lei ci sta già anticipando e dicendo. In che modo si è arrivati a Abbiamo questa letto tutta la documentazione agli mh, atti, quindi proprio non solamente le sentenze, ma tutti i documenti che sono stati depositati nell'arco dei 3 gradi di giudizio. Non solo abbiamo proprio studiato la documentazione originale, il che vuol dire che non ci siamo basati esclusivamente su quello che era agli atti nel senso di trascritto, ma siamo riusciti a recuperare i video originali anche delle intercettazioni ambientali, di quando Mario Frigerio era ricoverato in sì, ospedale. Abbiamo ascoltato ore e ore e ore di intercettazioni ambientali, le abbiamo trascritte utilizzando il metodo della concordanza, quindi diverse persone indipendenti hanno trascritto le stesse intercettazioni, abbiamo guardato quanto le trascrizioni erano concordanti e abbiamo dato, scusate il termine che so essere poco accurato, ma giusto per farmi capire, per vero le trascrizioni quelle parti di trascrizione che risultavano coerenti tra diversi valutatori. sì. E questo la Corte, diciamo, lo liquida in una maniera abbastanza, tranchant, come vedremo. Intanto, se mi permette io le voglio citare proprio quello che scrive la Corte di Brescia, rigettando, le richieste di revisione a proposito del vostro lavoro, no, a proposito della consulenza che è collegiale, che lei ricordava
fatta da molti esperti, appunto, coordinati da lei e dal professor Sartori, la Corte scrive esattamente questo, che è lampante l'assenza di novità della consulenza in esame e delle prove ad essa correlate, per cui non è stato necessario neanche ascoltare voi che avete fatto questa consulenza. Lampante l'assenza di novità anche in relazione alle nuove trascrizioni delle audizioni di Frigerio, in relazione all'intervista allo psichiatra che parlò con lui, il dottor Cetti, e alle captazioni ambientali all'interno della camera d'ospedale di Mario Frigerio. Anzi, la Corte dice qualcosa di più, perché dice questo vostro lavoro introduce surrettiziamente, sotto forma di valutazione tecnica dell'idoneità a rendere testimonianza, un tema già approfondito nei precedenti gradi di giudizio, cioè quello appunto dell'attendibilità della testimonianza di Mario Frigerio. Insomma, voi in maniera surrettizia avete mescolato le due cose che lei diceva prima per arrivare a delle conclusioni che erano già state considerate. Lei mi ha detto prima che in realtà nelle carte non c'è nessuna considerazione finale come quelle che avete fatto voi, no? Allora, è vero che la testimonianza di Mario Frigerio era già stata presa in considerazione, Sì. però qui la questione è, come dicevo, è molto complessa, ovvero all'epoca dei fatti si era discusso sull'attendibilità della testimonianza di Mario Mm, Frigerio, quindi sì. riferendosi a quello che lui disse durante l'udienza del 2018. Ok? Era stato ventilato da qualcuno, per esempio, cioè era stato detto in realtà da qualcuno, dal professor Strata, che quel ricordo non corrispondeva a quanto effettivamente avvenuto e quindi era un falso ricordo, ma in realtà una valutazione sull'idoneità di Mario Frigerio a rendere testimonianza non era mai stata fatta. Quindi il punto è, una persona dovrebbe arrivare a testimoniare nel momento in cui è stata considerata idonea a rendere testimonianza. Le persone adulte sane vengono di default considerate idonee a rendere testimonianza. Di solito queste valutazioni Mm. si fanno sui bambini. Più sono piccoli, più frequente avere questa valutazione. Il problema è che Mario Frigerio non era una persona, era quello che noi consideriamo un testimone vulnerabile. Perché è vulnerabile? Vulnerabile perché era stato sottoposto agli effetti tardivi dell'intossicazione da monossido di carbonio, che noi sappiamo dare, noi, perché lo dice la letteratura scientifica, degli esiti cognitivi che sono tardivi. Allora, risulta, a mio avviso, davvero stupefacente il fatto che la Corte neghi la novità di quello che noi rileviamo nelle intercettazioni ambientali, perché Mm. alle nostre trascrizioni, ma tra l'altro chiunque abbia a disposizione queste intercettazioni lo può sentire, si sentono chiaramente delle cose che mai erano emerse, mai sono state dibattute nei procedimenti del 2011, ovvero per esempio si sente Mario Frigerio dire chiaramente non mi ricordo niente, ci può raccontare queste cose, non mi ricordo niente, papà che cosa hai mangiato oggi, non mi ricordo niente, cosa ti hanno detto prima i carabinieri, non mi ricordo neanche che sono stati qua, sto parafrasando ovviamente. Sì, sì, Però in sì. questa assenza di ricordo, guarda un po', migliora, l'unica cosa che si ricorda, di cui migliora il ricordo, è il volto di Olindo. Questo è un fenomeno che dal punto di vista scientifico è assolutamente impossibile. E quindi cioè, per tutti noi è davvero stupefacente il fatto che si neghi la novità di questo, perché Sì, la Corte è tranchant, come le dicevo, perché anche lo so. quanto alle conversazioni inedite, scrivono i giudici di Brescia, si tratta, glielo leggo letteralmente, si tratta di colloqui tra Frigerio e i parenti o l'avvocato Gabrielli e di un colloquio tra il Frigerio e il dottor Cetti che non introducono alcun elemento di novità. Punto. Ma qui a mio avviso è un po' un negare l'evidenza, nel senso che il deficit di memoria di Mario Frigerio è lampante da quelle conversazioni, quindi come si possa negare la novità di questo deficit di memoria, a mio avviso è davvero stupefacente. E tra l'altro, la Corte aggiunge anche un'altra cosa, che, siccome i colloqui successivi al 27 dicembre non sono stati registrati, non si capisce come si possano verificare, questi dati, cioè o meglio, non sarebbe possibile verificare sulla scorta di quali dati si fosse espresso Frigerio, perché come sappiamo sono scomparse delle intercettazioni per un lungo periodo, dal Che 27 vuol dire dicembre su quali fino a dati si fosse fino al espresso fino al Frigerio. 3 gennaio. La Corte scrive così: la consulenza muove dalla fallace considerazione che la questione delle idoneità di Frigerio a testimoniare non sia stata affrontata e invece il primo colloquio tra il dottor Cetti e Frigerio, 27 dicembre 2006, era stato intercettato. Dalla Ma trascrizione non è una risultava valutazione dell'idoneità, quella non è una valutazione dell'idoneità. E se lo eh, fosse stata, non avrebbe potuto concludere per un'idoneità testimoniale, perché chiaramente Frigerio non ricordava niente.
ma a parte non ricordava, non era in grado di fare semplicissimi conti. Tra Cioè poi l'altro, e qui appunto la Corte scrive: "I successivi colloqui", cioè dopo quello lì che lei sta dicendo non era una valutazione di idoneità testimoniale, "i successivi colloqui sulla base dei quali il dottor Cetti avrebbe redatto poi la relazione dell'8 di gennaio 2007 non risultavano registrati. Conseguenza, non è possibile verificare sulla scorta di quali dati si fosse espresso Frigerio". Però allora qui scatta la novità delle intercettazioni che non erano mai state valutate, che voi avete esaminato, e sulle quali però la Corte dice non c'è nessuna novità. Ipse dixit, mi sembra. Allora, allora secondo me dal punto di vista scientifico è abbastanza difficile il ragionamento fatto, ma regge assolutamente, cioè spiega tutti i dati che abbiamo e ad oggi non è stato falsificato. Forse la difficoltà, forse avremmo potuto veicolarlo meglio, mettiamola così. Provo a farlo adesso. Allora, Sì, anche se noi avessimo valutato al momento del risveglio di Frigerio dal coma l'idoneità a rendere testimonianza, probabilmente Mario Frigerio, cioè non è che l'intossicazione da monossido di carbonio lo rende per forza non idoneo a rendere testimonianza. Mm. Probabilmente lui sarebbe stato idoneo a rendere testimonianza, ma questo non è stato valutato. Ricordiamo però che quando Mario Frigerio si sveglia non descrive Olindo, no, descrive una persona a lui sconosciuta e dice chiaramente è una persona che non avevo mai visto prima. sì. Da dove viene quella che noi consideriamo non idoneità a rendere testimonianza? Viene dal fatto che nel momento in cui le condizioni cliniche di Mario Frigerio peggiorano nel tempo dovuto all'intossicazione da monossido di carbonio, e questo è un dato di fatto, e dico dato di fatto perché è lampante che ha dei deficit memoria. Sì, Non mi ricordo niente, non so che cosa ho mangiato, non so chi è stato qui, ok? Proprio in questo momento in cui lui era più vulnerabile, gli sono state fatte delle domande suggestive. Domande suggestive sono quelle domande che già contengono la risposta. Per esempio, ma tu potrebbe essere stato Lolindo? Ma come fa lei a sapere che non è stato Lolindo? Ma è sicuro o non è sicuro che è stato Lolindo? Ma le ho messo un po' il dubbio. che è luogotenente Gallorini. Queste si chiamano domande suggestive e nel testimone vulnerabile possono portare a una creazione di falsi ricordi. Questo non avverrebbe con me, questo non avverrebbe con lei, questo non avverrebbe per la maggior parte delle persone che ci ascoltano, ma nei bambini piccoli e nelle persone con dei disturbi cognitivi, come in quel momento era Mario Frigerio, può portare alla creazione di falsi ricordi. Perché noi sappiamo che quello di Frigerio è un falso ricordo? Perché dal punto di vista scientifico non esiste il fenomeno del riconoscimento tardivo Ecco, di volto. questo è un altro Come punto chiave, no? È anche nuovo. No, questo è un punto estremamente chiave, cioè se io vado, allora, il riconoscimento tardivo di un volto noto è impossibile, cioè se io cammino per strada e incontro il mio medico di base, io subito ho la sensazione di familiarità. Cioè so che quella persona l'ho già vista, potrebbe non venirmi in mente dove l'ho già vista, ma so che l'ho già vista. Questo non avviene in Frigerio. Frigerio dice non l'avevo mai visto prima. Questa sensazione di familiarità migliora ancora di più se noi vediamo la persona conosciuta nel contesto dove siamo abituati a vederla, cioè se io vado in ambulatorio e vedo il mio medico di base lo riconosco immediatamente, non Certo, mi viene certo. neanche il dubbio di chi potrebbe essere. Visto che Olindo avrebbe dovuto vedere, scusi, Frigerio avrebbe dovuto vedere Olindo nel contesto dove è abituato a vederlo, ovvero casa loro, è impossibile il riconoscimento tardivo. Cioè non esiste in letteratura questo fenomeno scientifico. Quindi l'unica spiegazione scientifica valida che ad oggi non è stata falsificata di questo riconoscimento tardivo come posso dire, la creazione di un falso ricordo dovuto a una situazione di vulnerabilità psichica dovuta dal deficit di memoria insieme alle domande suggestive che gli sono state poste. E Senza uno di questi due elementi non ci sarebbe stato il falso ricordo. certo, e una volta che il falso ricordo si impianta, Non diventa un si torna più ricordo, indietro. non si torna più indietro. Non posso passare più poi dal falso ricordo allo sconosciuto di cui ho parlato all'inizio, No, giusto? E quindi io sarò convinto, diciamo, che quello sia il ricordo esattamente, vero, che esattamente. che è il meccanismo che ha funzionato in questo caso. Però le Esatto, voglio perché qui in Italia la prova si crea durante il dibattimento e durante il dibattimento Mario Frigerio era convinto. Questo è stato giudicato dai giudici perché quella è la prova che loro hanno considerato. ecco, però c'è un altro aspetto che sottopongo alla sua attenzione per una valutazione, a questo punto direi esclusivamente scientifica, non forense, nemmeno processuale, ma la Corte di Brescia dice che l'intossicazione da monossido di carbonio su cui si concentra la vostra consulenza
non è dimostrata, perché le analisi a cui era stato sottoposto Frigerio non comportarono alcun accertamento circa la presenza di carbossiemoglobina ed egli è stato esposto ai fumi dell'incendio per un tempo molto più breve della moglie. A me risulta che invece fu il dottor Scola, cioè il perito del pubblico ministero in primo grado, a certificare l'intossicazione da monossido di Non carbonio. solo lo scrisse il dottor Scola, ma fu anche utilizzato da Mario Frigerio stesso come motivazione, come costituzione di parte civile nei procedimenti originali. E allora come si può scrivere in sentenza, come fa la Corte di Brescia, che non è dimostrata questa intossicazione da monossido di Guardi, io carbonio? non mi permetto di Mm. esprimermi, nel senso che non sono medico, quindi preferirei non... Cioè io so che Eh, l'ho trovato scritto nella relazione del dottor Scola e nella costituzione di parte civile di Mario Frigerio. questa considerazione poi è propedeutica al fatto di dire che Frigerio non si può dire che soffrisse di amnesia anterograda, no? Ma no, no, allora anche qua secondo me c'è un loop logico che è davvero importante, cioè, Mm. allora, noi parliamo di intossicazione di monossido di carbonio, però di fatto quello che interessa davvero non è l'intossicazione di monossido di Sì, carbonio, è l'amnesia. sì, L'amnesia è indubbio che c'è, perché la sentiamo nelle registrazioni, a prescindere dal monossido di a carbonio. prescindere. Poi noi l'amnesia ce la spieghiamo con l'intossicazione da monossido di carbonio, perché è questo? Perché questa amnesia non è presente subito quando Mario Frigerio si sveglia. Ok? Quindi se fosse stata dovuta al trauma cranico, allo shock emorragico, a qualsiasi altro motivo, sarebbe stata presente subito. Ma siccome questa amnesia emerge tot giorni dopo, in particolare 15 giorni dopo, l'unica spiegazione che ci possiamo dare di questa amnesia tardiva, che però è un fatto, perché c'è negli audio, cioè quella non l'abbiamo inventata, non abbiamo inventato niente, era per dire che quella non è un'inferenza, quella è un dato di fatto. Noi spieghiamo quell'amnesia come conseguenza dell'intossicazione da monossido di carbonio perché è tardiva, quindi è l'unica spiegazione plausibile. Ma di fatto che ci sia o non ci sia l'intossicazione da monossido, a noi non interessa, ci interessa l'amnesia e quella c'è, è innegabile. Non Cosa comporta in pratica l'amnesia anterograda, professoressa? L'amnesia interograda comporta la difficoltà a ricordare eventi salienti avvenuti dopo una certa, diciamo così, un certo fatto critico. Per esempio, se noi pensiamo a un evento puntiforme come può essere un incidente stradale, la persona con amnesia interograda fa fatica a ricordare gli eventi immediatamente successivi a questo fatto. La Corte dice: ma com'è che l'amnesia anterograda di Frigerio avrebbe investito solo l'identità dell'aggressore Ma e non è non altro? così. Anche questo credo che sia stato poco compreso quello che noi intendiamo dire. E allora, non ha investito l'identità di Frigerio. L'identità di Olindo Sì, cambia perché ha subito domande suggestive. L'amnesia anterograda non è sull'identità dell'aggressore. L'amnesia anterograda è su tutti gli eventi che lui stava vivendo in quel momento, cosa stava mangiando, chi era andato a trovarlo, quindi sì. stiamo parlando di 15 giorni. Ma siccome in quel periodo in cui lui era vulnerabile, gli sono state fatte delle domande suggestive, hanno portato a una modifica del ricordo che però lui inizialmente aveva. Noi non abbiamo mai detto che l'amnesia anterograda era sul volto dell'aggressore. L'amnesia anterograda è importante perché ci dimostra che lui era un testimone vulnerabile e siccome le sue memorie non erano chiare perché era in un momento di confusione, le sue memorie sono più soggette a essere modificate dall'influenza distorcente delle domande suggestive. Questo è il punto centrale, Questo è il insomma, punto no? centrale, esattamente, questo è il punto centrale. Ecco, quindi diciamo che questa affermazione che l'amnesia anterograda avrebbe investito solo l'identità dell'aggressore È non trova alcun riscontro nella vostra assolutamente consulenza. no, Non è stata. assolutamente no. Certo, questo è un altro punto però da tenere presente perché questo c'è scritto nella sentenza. Così come c'è scritto, e qui ritorniamo su un punto che lei ha già sfiorato prima, che le conversazioni inedite, dicono i giudici di Brescia, non introducono alcun elemento di novità e invece mi par di capire, sono state essenziali per arrivare a questo Assolutamente quadro che lei ci ha essenziali, descritto, no? certo. Oltretutto anche la Corte dice sono inedite, quindi diciamo sono qualcosa di nuovo. Il punto Certo. è
professoressa, poi passiamo agli altri temi, però il punto è che tutte queste considerazioni lei non le ha potute illustrare in un'aula di tribunale, non sono No, state assunte come elementi di prova da verificare, da sottoporre magari a un giudizio incrociato, sono state, diciamo così, affrontate e risolte dal loro punto di vista, dal punto di vista della Corte di Brescia, in una sentenza, con un esame puramente cartolare, come si dice, esatto. delle questioni. Ecco, lei era pronta, credo, ad andare a testimoniare in tribunale, no? Certamente, io ero Sarebbe, anche presente. Come sarebbe stato interessante anche da un punto di vista scientifico, oltre che processuale, certamente, giuridico, e mi viene da dire anche civile, e avremmo magari imparato qualcosa di più tutti, no? certamente. Ecco, perché purtroppo questo non è potuto accadere perché il processo non si è celebrato. Eh sì, E poi un altro punto importante che la sentenza, diciamo, trascura è relativo al fatto che le condizioni di salute del signor Frigerio erano migliori nei primi giorni, quando fu esatto. sentito dal dottor, dal PM, dal pubblico ministero che lo sente la prima volta, Pizzotti, mentre peggiorarono nei giorni successivi. Questo è un altro elemento che non fu mai considerato nei precedenti gradi di giudizio, no? Esatto. Allora secondo me Anzi, sì, in sentenza addirittura compare in Cassazione la considerazione esattamente opposta, ed che esatto, perché lo stavo per dire, cioè qui eh, secondo me è molto delicata la questione di lei prima ha detto le condizioni cliniche o le condizioni mediche. sì, E secondo me questo è un termine un po' fuorviante, nel senso che è chiaro che le condizioni cliniche di Frigerio erano peggiori all'inizio, nel senso che ovviamente ha subito uno shock emorragico, no, ha subito i colpi cranici, quindi no, cranici no, mi scusi, ha subito il taglio della carotide, quindi chiaramente le condizioni cliniche sono migliorate, ma clinico non è un sinonimo di cognitivo. Mm. Noi ci siamo occupati della parte cognitiva che mai prima era stata valutata, se non dal dottor Ceppi, che evidentemente si era posto il problema che Mario Frigerio stesse peggiorando, tant'è che noi abbiamo parzialmente, perché purtroppo ma non c'è tutta la registrazione, ma parzialmente la registrazione di un test, che è un test molto rapido, fa delle domande molto semplici, tipo che giorno è oggi, che giorno della settimana, che giorno del mese, in che stagione siamo, in che anno siamo, dove si trova, che piano siamo, cose del genere. E noi abbiamo la parte del calcolo, quanto fa 100 meno 7 meno 7 meno 7. Questo sì. è un test banalissimo che facciamo proprio molto velocemente per valutare la cognitività globale della persona. Si chiama Mini Mental State Examination. E se il dottor Cetti lo ha fatto, evidentemente si era posto il problema che qualcosa non andasse. E infatti, Certo. dalla breve registrazione che abbiamo, Mario Frigeri non risponde correttamente a nessuna delle domande. Tra l'altro, nel vostro lavoro voi sottolineate anche un altro aspetto che non è minimamente considerato nella sentenza, cioè che Mario Frigerio, per esempio, ricevette una visita dai carabinieri di cui non c'è traccia nei Esatto, brogliacci il 25/12, giorno di esatto, Natale, no? Ecco, o ancora, per esempio, che anche dopo aver rivelato presuntamente, perché non è così, al luogotenente Gallorini, lo afferma lui, ma non lo ha detto Frigerio, che poteva trattarsi di Olindo, continua a descrivere ai figli e al suo avvocato difensore lo sconosciuto di cui aveva parlato fin dall'inizio, no? esatto. E ancora il verbale in forma riassuntiva che i pubblici ministeri redigono dopo l'audizione del 26 dicembre, voi rilevate, presenta rilevanti differenze rispetto alla trascrizione integrale del colloquio, dalle quali emerge che Frigerio non fece mai il nome di Olindo neanche il 26 di dicembre. Esatto. Altro aspetto, nell'audizione del 2 gennaio 2007 sono i pubblici ministeri a ricordare a Frigerio che nella precedente audizione, 26 dicembre, avrebbe riconosciuto il suo aggressore, ma come abbiamo visto voi dimostrate che il 26 dicembre Frigerio non ha riconosciuto proprio nessuno. Ebbene, il 2 Esatto. di gennaio 2007 sono i pubblici ministeri a ricordargli ciò che non è avvenuto, cioè che lui avrebbe riconosciuto il suo aggressore in Olindo Romano. E sono loro, i pubblici ministeri, a pronunciare a loro volta, dopo che lo ha già fatto Gallorini all'inizio, il nome di Olindo, introducendo anche l'ipotesi di un secondo aggressore, no? E quindi contribuendo a instaurare la falsa memoria di cui lei ci ha parlato prima, che poi porterà il test e Frigerio a riferire in dibattimento nel 2008 che all'aggressione fosse presente anche Rosa Bazzi, sebbene in aula lui dirà, insomma, in maniera molto imprecisa, forse sì, non mi ricordo. Questa Ecco, è una tutto cosa che questo percorso, professoressa,
induce anche il profano come me a rilevare che questo è posso dirlo magari in maniera imprecisa, è un caso classico di falsa memoria. Purtroppo sì. Cioè purtroppo sì. E E tutto tutti questi e elementi tutto che io questo ho citato che procedimento che vengono non è fuori mai dal vostro lavoro non sono stati considerati, mi permetta di dirlo, perché non c'è stata nessuna considerazione di questi aspetti. no, no. L'unica considerazione che è stata fatta, si è tanto disquisito sul famoso audio del 15 dicembre dove noi sosteniamo che dice è stato uscendo e loro Sì, sostengono che dicono è stato Lindo, quando anche questa conclusione è del tutto illogica, cioè qui sembra che a volte la logica venga completamente meno. Nel senso che ecco, questo, mi faccia dire, questo ma come si può dire ancora oggi una cosa di questo tipo? No, guardi, io non glielo so spiegare, cioè, nel senso, quest'audio è stato trascritto, nel senso che è stato redatto un verbale. Alla fine del verbale, che è stato letto a Frigerio, dove non c'era scritto che era stato Olindo, perché nel verbale non è scritto, a Frigerio è stato chiesto: vuole integrare qualcosa? E Frigerio, che se si fosse ricordato Olindo, avrebbe detto: scusate, io in realtà ho detto che è stato Olindo, Mm, Olindo vorrei integrare così. Frigerio non ha detto questo, Frigerio ha detto: sì, vorrei integrare, dicendo che quell'appartamento era frequentato da extracomunitari. sì. Quindi, cioè, mi pare che logicamente non tenga, né scientificamente né logicamente non tenga proprio per niente il fatto che il 15 di dicembre Frigerio avesse fatto il nome di Olindo. Cioè, non ha proprio una tenuta logica oltre che scientifica. E tra l'altro in presenza di un bel numero di persone, dai figli all'avvocato difensore, al È stato medico, sostenuto che non alla avevano sentito. nessuno. Né il Guardi, pubblico ministero, né i figli, né il difensore, né un esponente della polizia giudiziaria, nessuno di coloro che nessuno. erano lì, erano in tanti, ha sentito nulla. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentirne il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete sono lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti. E qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, del 5 chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, serve sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
senza filtri né censure, la tua radio. Allora, mi pare che qua i punti di domanda, diciamo, o comunque le questioni anzi, per me non sono più punti di domanda perché ho letto la vostra consulenza e mi sembra che siano punti chiari. Sono punti chiari, ma non sono stati affrontati, possiamo dire così. Sì. Non sono stati affrontati se non in senso liquidatorio da questa sentenza. Veniamo all'altro punto sul quale voi avete lavorato. Dico voi perché lei giustamente ha ricordato che si è trattato di un lavoro collegiale e anche, diciamo, di un bel collegio di persone, perché sono 14, penso, no? Mi pare gli esperti e devo dire anche il fior degli esperti che abbiamo in Italia su questi temi, perché l'equipe del professor Sartori credo che sia un'equipe di assoluto livello internazionale, no? Ecco, l'altro aspetto sul quale avete lavorato è quello relativo alla questione delle confessioni di Olindo Romano e di Rosa Bazzi. Allora, io anche in questo caso, diciamo, citerò poi mano a mano quello che sono le considerazioni che fa la Corte, ma la Corte si riferisce subito alla vostra consulenza, anche qui in termini piuttosto liquidatori. Secondo la Corte di Appello, gli elementi che voi adducete a sostegno della falsità delle confessioni coincidono con quelli già spesi dai difensori nei vari gradi di giudizio per sostenere che le confessioni fossero state indotte e poi ritrattate. Oggi assumono la mera forma di consulenza e quindi il loro carattere di novità è solo apparente. Allora anche qui io vorrei chiederle, partiamo da che lavoro avete fatto voi, cerchiamo di capire se questa novità per l'esame delle confessioni c'è o non c'è, perché anche qui insomma non è difficile capire se qualcosa è nuovo oppure no, penso anche per il Allora, profano. qui Cosa avete fatto voi? allora, a differenza della consulenza su Mario Frigerio, che è stata sugli atti documentali, perché Mario Frigerio purtroppo lo sappiamo è deceduto, Olindo e Rosa no. Quindi noi ci siamo recati in carcere a bollate a opera e abbiamo valutato sia Olindo che Rosa. Quindi oltre a studiarci tutto l'incartamento, come sono stati condotti gli interrogatori, li abbiamo ascoltati e abbiamo letto tutte le trascrizioni, abbiamo anche valutato in prima persona, io personalmente ho valutato entrambi, sia Olindo che Rosa. Da Rosa sono stata insieme al professor Sartori e al dottor Stefano Zago e da Olindo invece sono andata solo io. Anche qua è stupefacente come possano dire che era già stato detto tutto su Olindo e Rosa quando per la prima volta è stato documentato una disabilità intellettiva in Rosa Bazzi. La stessa Rosa Bazzi che loro descrivono come un genio del crimine nelle sentenze. Quindi a mio avviso cioè, non riesco a spiegarmi come si possa dire che queste informazioni erano già a loro disposizione, visto che mai prima era stata fatta una valutazione, sicuramente non su Rosa. Su Olindo qualcosa era stato fatto, ma di tipo completamente differente rispetto a quello che abbiamo fatto noi, perché su Olindo era stata fatta non per il procedimento di Erba, ma per un reato secondario che aveva commesso, una valutazione preliminare in tema di imputabilità, cosa che noi non abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto un altro tipo di valutazione che non c'entra con l'imputabilità, tant'è che noi mai abbiamo parlato di imputabilità. Quindi chiaramente avendo due quesiti differenti, le valutazioni sono state estremamente differenti e l'impatto sulla risposta ai quesiti che ci ponevamo ovviamente sono ancora molto differenti. Allora, riguardo a Rosa Bazzi, che credo sia il caso più lampante, con Rosa Bazzi abbiamo utilizzato i test cognitivi che sono riconosciuti dalla letteratura scientifica come il gold standard per la valutazione della disabilità intellettiva. Ecco, sui quali mi permetta, lei l'avrà visto, l'Avvocato Generale dello Stato in fase di udienze precedente a questa sentenza ha ironizzato ampiamente, no? Ascolti, sono gli stessi test che vengono utilizzati nelle commissioni INPS, cioè vengono usati quotidianamente in tutte le cliniche. Sono riconosciuti a livello internazionale e sono proprio, noi li chiamiamo il gold standard, cioè meglio di così non c'è. Sono le scale Wechsler per chi è del settore, cioè non ci sono scale più adeguate di quelle per la valutazione del ritardo. Cioè la disabilità intellettiva è quella che una volta veniva chiamato ritardo mentale, giusto per capirci.
Quindi giusto per capirci, Rosa ha un Ah. ritardo mentale. Ecco, invece la Credo che sia sentenza di chiaro. Cassazione recita, per esempio: "Le loro dichiarazioni hanno dimostrato una lucidità che non ha mai tradito ingenuità né intelligenza limitata". Appunto, quindi dire che questa che questa valutazione non è nuova non me lo spiego in tutta onestà. Nel senso che se c'è una cosa che è davvero nuova è proprio questa. Tra Ehm l'altro, mi scusi professoressa, ma, è un altro dato oggettivo che la valutazione e l'esame diretto sull'assetto psichico di Olindo Romano e Rosa Bazzi non è stata mai fatta prima, in esatto, questo mondo. certo. Quindi è assolutamente nuova di per sé, diciamo, Esatto, questo certo, lavoro, questa certo. perizia collegiale, no? Esatto, sì, esatto. Cioè una è quello che dicevo prima, su Olindo c'è un'altra valutazione, ma è posteriore al 2011 Sì. e quindi comunque sarebbe stata nuova. Ma, la valutazione su entrambi è assolutamente nuova. Cioè Rosa Bazzi non sa guidar la macchina, Rosa Bazzi non era autonoma in niente, non sapeva prendere un bus da sola. Ricordiamoci che Olindo la doveva portare al lavoro perché lei non era autonoma. Questi sono tutte dati, legati alla sua anamnesi che corroborano il fatto che effettivamente Rosa non ha una disabilità intellettiva. Rosa non sa leggere, non sa scrivere. Quindi Voi dite tutti questi elementi conducono a, certificare in Olindo Romano e in Rosa Bazzi 2 caratteristiche tipiche di coloro che poi fanno false confessioni, cioè la vulnerabilità e la circonvenibilità. esattamente, Vuole sì. precisare un pochino meglio queste conclusioni? Come si arriva e cosa significano? Sì, allora, la premessa è questa: le false confessioni per arrivare alle false confessioni sono necessari 2 tipi di fattori, quelli che vengono chiamati fattori esterni e fattori interni. I fattori esterni sono molto semplici da capire e sono la modalità in cui viene condotta l'interrogatorio vengono condotti gli interrogatori. Nel caso di Olindo Rosa tutti i fattori esterni descritti dalla letteratura ci sono, per esempio la massimizzazione delle conseguenze negative. Vedi quale furgone con cui porteremo via Olindo, non lo vedrai mai più. A Olindo è stato detto: "L'ultima volta che hai visto tua moglie è stato 2 minuti fa". La minimizzazione delle conseguenze. Allora, vi viene ridotta la pena, potrete stare insieme, è tutta minimizzazione delle conseguenze negative, e più vari altri con cui non voglio tediare. Comunque tutti i Con fattori queste prove qui preesistenti. l'ergastolo non ve lo danno in 5 minuti con queste prove qui, Esatto, no? ecco, esatto. L'invenzione di prove, a Rosa è stato detto che in lavatrice era stato trovato un pigiama pieno di sangue, non era vero, ma a Rosa è stato detto così. Questi sono tutti fattori esterni che inducono le false confessioni. Chi inducono in falsa confessione? Non tutti, forse non me, forse non lei, dico forse perché per fortuna io non mi son mai trovata in quella situazione, magari avrei falsamente confessato anch'io, non lo so, ma sicuramente inducono in falsa confessione le persone vulnerabili. Ecco, e arriviamo al punto che lei mi chiedeva. Quindi chi è Sì. vulnerabile? Chi è definito come vulnerabile? Beh, Questi ecco, sono quelli che noi definito come chiamiamo. vulnerabile non sulla base di una percezione psicologica, ma sulla base di riscontri scientifici oggettivi. E qui sta un Esattamente, altro aspetto nuovo, no, perché tutte queste esattamente, metodologie sono successive alla sentenza di esattamente, Cassazione del 2011. esattamente. Quindi noi abbiamo dimostrato la vulnerabilità in Olindo e Rosa. In che cosa consiste questa vulnerabilità? Quelli che noi chiamiamo i fattori interni. I fattori interni che aumentano la vulnerabilità alle false confessioni sono molteplici. Rosa li ha praticamente tutti. La disabilità intellettiva, e con Rosa l'abbiamo dimostrata, Sì, e degli spunti, cioè delle evidenze del fatto che lei effettivamente abbia un deficit intellettivo, le troviamo anche negli interrogatori. sì. Per esempio, non so se tutti sanno che Rosa non è in grado di riportare la sua data di nascita. Non so se tutti sanno che Rosa non conosce termini, di uso comune. Per esempio, lei ci diceva che stava litigando con la Raffaella, che la Raffaella le stava dicendo, delle cose negative, brutte, e adesso non ricordo chi, comunque qualcuno le chiede: "Ma quando l'ha colpita Raffaella rantolava?" E Rosa risponde: "No, no, quello non lo ha detto." Ah, ecco. Okay? Quindi lei non è in grado di capire parole di uso relativamente comune. Le abbiamo fatto un test dove le viene chiesto di riportare degli episodi autobiografici legati ad alcune parole che noi dicevamo, per esempio tazza, e il suo compito era di dire un ricordo. "Mi ricordo quella volta che sono andata al mercatino e Olindo mi ha comprato la tazza." Sì. Lei non è in grado di capire l'istruzione e continuava a dirci a che cosa serve la tazza.
Di alcune parole, per esempio, non mi viene in mente, di alcune parole ci ha addirittura chiesto il significato perché non conosceva il significato di parole di uso comune. Quindi Rosa ha un problema intellettivo che è chiaramente evidente, ma non solo. Un altro fattore di vulnerabilità alle false confessioni è un disturbo d'ansia. Rosa ha un disturbo d'ansia. Un altro fattore di vulnerabilità alle false confessioni è un disturbo di personalità. Rosa e Olindo, tutti e due, hanno un grosso disturbo di personalità dipendente. Rosa senza Olindo non fa assolutamente niente. Allora, quanto questa dipendenza da Olindo Sì. sia dovuta alla sua a un effettivo disturbo di personalità e quando sia dovuto alla sua incapacità di autogestirsi dovuto alla disabilità intellettiva, non lo sappiamo, ma di fatto lei era totalmente dipendente da Olindo. Lei senza Olindo non era in grado di fare la spesa perché non sapeva pagare con i soldi. Ecco, c'è un episodio, professoressa Scarpazza, che a me aveva colpito molto sentendo proprio gli interrogatori, no? Ed è un episodio dal quale si deduce tra l'altro una cosa che credo abbia anche un impatto notevole sulle confessioni, cioè il fatto che a Rosa Bazzi vengono lette integralmente Certo, le confessioni del certo, marito Olindo, no? certo. E vengono lette in due momenti, questo mi ha colpito moltissimo. Allora, in un primo momento in una versione che viene definita poi sbagliata, errata, no? E subito dopo in una versione che viene definita esatta, che conteneva l'assunzione piena di responsabilità da parte di Olindo. Ebbene, Rosa Bazzi si uniforma in maniera passiva, completamente acritica, a tutte e due le versioni, Certo, anche a quella falsa, no? certo. Quando le leggono le prime dichiarazioni, viene poi interrotta da quelli che la stanno interrogando, che gli dicono no, questa è quella sbagliata, aspetti che le leggiamo quella giusta. E Rosa Bazzi risponde certo in tutti e due i casi, sia per la versione sbagliata che per quella giusta. Allora a me veniva da pensare che una persona più circonvenibile di così è difficile da trovare. Certo, legato alla sua inefficienza intellettiva che lei le leggono le leggono le dichiarazioni di Olindo perché lei non è in grado di fornire una versione autonomamente. Perché quello che lei diceva era totalmente delirante, nel senso che era totalmente, cioè era completamente strampalato, che non era in Però alcun modo. l'innesco, professoressa, l'innesco a confessare, perché poi sarà lei che dirà in una prima battuta ho fatto tutto io, una cosa assurda, piena di errori, continuerà a mantenere una quantità di errori, però dirà ho fatto tutto io, perché lo dice chiaramente in un'intercettazione, anche quella mai valutata, poco prima di iniziare le confessioni, a un'operatrice del carcere, a una Certo. guardia carceraria. Questa Rosa Bazzi dice ho capito che mio marito fa fatica a stare qua dentro, allora dite ai pubblici ministeri che sarò io a prendermi la colpa, confesso io, no? Lo dice proprio in maniera piana. Siccome lui fa fatica a stare in carcere, la colpa me la prendo tutta io. Certo, ma perché questo? Perché prima della confessione sono stati lasciati da soli a parlare e Olindo le aveva fatto chiaramente Esatto. capire che lui intendeva confessare perché così lei andava a casa. Ma lei sa benissimo che lei da sola senza Olindo autonoma non è. Lei senza Olindo non faceva niente, non era autonoma a fare niente. Lei non poteva andare a casa senza Olindo e lei lo dice: "Ma che cosa faccio io fuori senza di te? Vuoi che mi butti sotto un treno?" Quindi lei l'ha fatto per questo. Di fatto Rosa, adesso non voglio essere fraintesa, però l'ambiente carcerario per Rosa è un ambiente protetto, quindi lei in carcere funziona bene perché la sua vita viene scandita. Ed era in qualche modo consapevole che Olindo avrebbe fatto più fatica, perché invece Olindo non ha una disabilità intellettiva, lui è autonomo a fare le Sì, cose. sì, sì. Quindi nella sua ingenuità e nella sua, come posso dire, così, nonostante le sue problematiche cognitive, lei questa cosa a modo suo l'aveva colta, che lei fuori senza Olindo non poteva far niente. Quindi, professoressa Scarpazza, per fare la sintesi, in Olindo Romano e in Rosa Bazzi c'erano tutti i fattori interni, ma anche i fattori poi esterni, poi li riassumo brevemente per come vengono fuori dalla vostra consulenza, tali da rendere non attendibili le loro confessioni. Per fattori interni mi riferisco anche, per quanto riguarda Olindo Romano, a quella che voi definite una personalità acquiescente con Sì. un'abnorme tendenza alla credulità, Sì, scarso senso di autoefficacia e la forte tendenza ad adeguarsi alle richieste e a quanto gli viene prospettato anche se è irrealistico, come la famosa cella matrimoniale, oppure per conformarsi alle richieste a un certo punto lui dirà per chiudere le confessioni che non tornano mettete quello che volete. esatto, No? esatto.
Esatto. Questo per quanto riguarda lui. Per quanto riguarda Rosa Bazzi, le abbiamo viste. Se si sommano ai fattori esterni che voi avete rilevato, cioè la massimizzazione delle prove, che non ci sono a volte, no? Abbiamo trovato il sangue, voi abbiamo le prove, Frigerio vi ha riconosciuto. Tra l'altro c'è da dire che in un primo momento, nei primi interrogatori, tutti e due dicono noi non c'entriamo niente. Esatto. L'8 di gennaio quando vengono arrestati. Addirittura Olindo dice ma si sarà sbagliato il signor Frigerio, no? Sì, Del esatto. quale loro auspicavano che si risvegliasse, che riconoscesse, che vede prima di essere. Esatto, cioè tutti dicono che non hanno mai parlato della strage, ma non è vero, loro ne parlano e intercettati dicono speriamo che si svegli poverino, non si meritava questo. Quindi Quindi io ti dico che con queste prove non ne esci più, che se non parli non vi vedrete più, che se magari invece vi assumete delle responsabilità avrete qualche beneficio, lo sconto di pena dicono i carabinieri o la cella matrimoniale o comunque la minimizzazione, diciamo, delle conseguenze negative. Ti faccio ascoltare quello che ha detto tuo marito così che tu possa adeguarti, anche se tu ti eri adeguata alla versione cosiddetta sbagliata. Tutte tecniche di interrogatorio utilizzate in quel 2006-2007 che alla luce delle nuove conoscenze scientifiche sono tecniche che incidono fortemente sulla libertà di dire la verità, di autodeterminazione nel parlare e che incidono anche sull'autenticità del ricordo, cioè sono tali da alterare il ricordo. E questo mi sembra, voi lo dite, alla luce anche di una letteratura scientifica certamente, certo, successiva perché nel a questi. 2021 sono state pubblicate le linee guida internazionali sulla conduzione degli interrogatori che espongono proprio queste criticità. Nel 2008-7 quando sono stati fatti questi interrogatori, queste conoscenze non c'erano, però adesso noi sappiamo che questo modo di condurre gli interrogatori nelle persone vulnerabili aumenta la probabilità, che confessino falsamente. E come sappiamo che hanno confessato falsamente? Intanto vabbè ritrattano, ma potremmo anche non fidarci della loro ritrattazione. Il punto è che non dicono neanche non esiste un singolo dettaglio che loro forniscono che non era noto agli inquirenti. Ricordiamoci che loro hanno confessato con le fotografie davanti. Quindi anche quando si sentono in televisione dei colleghi che dicono: "Ma loro sapevano dove erano i cuscini", l'hanno visto nelle foto. Però Rosa dice che ha usato i cuscini per soffocare la Raffaella, quando nelle autopsie da nessuna parte viene fuori, cioè non esiste questo dato che la Raffaella è morta per soffocamento. Quindi questo che dice Rosa sull'uso dei cuscini è totalmente inventato. Non è comprovato da niente. Quindi non Allora, esistono di fatto non esiste neanche un singolo dettaglio che loro dicono autonomamente senza che fosse già conosciuto e che quindi loro potessero averlo visto o sentito da qualcuno. che ci siano elementi nuovi, mi sembra, professoressa Scarpazza, per arrivare alla conclusione della nostra conversazione, mi sembra evidente, no? Però qui devo ricitarle la sentenza, perché la sentenza, devo dire, spende poche considerazioni, in realtà sono due o tre pagine, ma conclude così. Dietro lo schermo dell'accertamento di carattere tecnico si propone qui semplicemente una diversa valutazione della genuinità delle confessioni degli imputati già approfondita, come anche la personalità degli stessi e l'opera di suggestione degli inquirenti, tutto già affrontato nei precedenti gradi di giudizio. Io posso dire che non è così, perché carte alla mano, dati alla mano, non è così. Gli elementi di novità li abbiamo messi in fila, mi sembrano evidenti, la sentenza però li liquida con quelle 2 righe che le ho appena letto. Ecco, io non credo che scientificamente parlando ci si possa considerar soddisfatti, immagino, no? No, diciamo che scientificamente parlando io avrei voluto, capire le motivazioni Mh. scientifiche per cui, da allora, ehm capisco che della genuinità delle confessioni in qualche modo se ne fosse già parlato, però un conto è dire: "Hanno mentito, perché volevano ricavarsi un alibi", e un conto è dire: "È una falsa confessione, quindi hanno mentito di fatto perché, hanno delle deficienze, cognitive e psichiche." Sono 2 concetti che sono estremamente differenti. Allora, in un caso c'è la volontà, che è quella di mentire, che è quella che loro dicono di aver escluso durante il procedimento. Qui non stiamo parlando di volontà, qui stiamo parlando ehm, di di una cosa anche involontaria che è dovuta al loro assetto cognitivo psichico e a fattori influenzanti esterni, cosa di cui non si era assolutamente parlato. Quindi io sì, io avrei voluto diciamo che, mhmm
Allora, ovviamente mi spiace per la conclusione, ma c'è stato ricorso in Cassazione, ma quello che avrei davvero voluto è che gli esperti avessero avuto la possibilità Ecco, di anche qui, appunto gli anni anche di qui, studio, perché abbiamo studiato per anni alla fine non essendoci stato dibattimento, nulla di tutto questo è stato assunto come un elemento di prova intorno al quale magari dibattere, ma imparare magari un po' tutti. Perché No, esatto. questo sarebbe stata un'altra straordinaria occasione per fare il punto su una questione delicata, cioè le confessioni. Non pochi casi, anzi moltissimi casi, no, vengono risolti con confessioni che però sono false confessioni. Voi lo documentate anche sulla base anche questo dei numeri, della statistica, Esatto, no? dell'Innocence Project. Eh, Ecco, diciamo che quello che spiace è che siamo tutti d'accordo che la decisione finale spetti alla Corte e ai giudici, e questo è indubbio, che però una decisione venga presa, diciamo, su presupposti scientifici che sono completamente errati, quindi su cose che non possono essere, che non possono essere considerate vere, tipo il ricordo dei volti può cambiare nel tempo, per esempio. Ecco, questo dispiace molto perché la giurisprudenza ha dei criteri di scientificità, che sono i criteri Daubert, che ci dicono quali sono le prove che dovrebbero essere ammesse e quali invece non possono essere ammesse, però ecco, forse qui è stata, cerco di fare un mea culpa, magari non abbiamo veicolato i concetti in modo adeguato perché fosse comprensibile. Se avessimo avuto l'opportunità di veicolarli anche oralmente, forse ecco, le certo, cose sarebbero state in differenti. poche parole, se ci fosse stato un dibattimento vero Esatto. in aula. Esatto. Un'ultima cosa le voglio chiedere, proprio l'ultimissima, perché ho appena letto il ricorso degli avvocati difensori in Cassazione, dopo la bocciatura della Corte di Brescia. E lì c'è un punto che mi stimola una domanda, anche parecchio delicata. Io devo dirle la verità, da semplice ascoltatore, non dico neanche da giornalista, ma da persona che ascolta, una qualunque persona, a prescindere dal livello di attenzione che tu ci poni, quando abbiamo mandato in onda in radio tanti anni fa gli interrogatori dell'8 di gennaio, quando sono arrestati Olindo Romano e Rosa Bazzi, quelli del 10 quando più o meno confesseranno, io mi sono domandato come facevano le persone che erano lì davanti a questi due a non capire chi avevano di fronte. Se lo domandano anche gli avvocati nel ricorso, sotto un profilo di fattispecie penale che non sto adesso a elencare perché è la falsità in atti o in giudizio, no? È un profilo da accertare, dicono loro. Vogliamo accertare se fosse possibile che persone che li interrogavano erano in grado di capire veramente quello che avete capito voi poi con le vostre consulenze, che queste due persone non erano in quel momento idonee a rendere una confessione, che le loro dichiarazioni erano piene di errori, strampalate, raffazzonate, che si adeguavano a quello che gli veniva richiesto. Insomma, uno che interroga per professione capiva chi aveva di fronte, poteva capirlo o no? Glielo chiedo come scienziata, diciamo, se può dirlo, perché a me questa cosa qui mi strideva fin dall'ascolto semplicemente di quegli interrogatori. Mi domandavo ascoltando, ma com'è che questi non hanno capito chi avevano di fronte? Allora guardi, credo che il tema sia estremamente complesso, cercherò di essere molto, molto breve. Allora, si intersecano 2 tipi di fattori. Le scienze cognitive e la letteratura scientifica ci dice che dal colloquio clinico, quindi facciamo finta che sia stato un colloquio clinico, era un interrogatorio, non un colloquio clinico, Sì. però dal colloquio clinico è molto difficile riuscire a capire se una persona ha un deficit intellettivo o una patologia psichiatrica, e che non stia mentendo, mettiamola così. In realtà io credo che nel loro caso, soprattutto nel caso di Rosa, fosse piuttosto evidente, ma non fa niente. Questo è un mio giudizio personale che Sì. quindi lasceremo. D'altro canto esistono anche quelli che sono chiamate le fallacie logico e bias cognitivi, che ci tengo a precisare sono inconsci. Sì. Quindi io credo che chi si è trovato lì in quel momento, e mi riferisco ai pubblici ministeri, agli inquirenti, quello che è, avessero davvero una pressione emotiva Sì. importante. Quindi posso anche pensare, allora i bias cognitivi per definizione sono inconsci e quindi ovviamente che non sia stato fatto scientemente, ma posso anche pensare che abbiano un po' agito secondo quello che viene chiamato confirmation bias, quindi bias della conferma, per cui si tendono a cercare gli elementi a conferma delle ipotesi iniziali piuttosto che a sconferma, quando invece ricordiamo che le scienze di fatto devono essere falsificazioniste. E ricordiamo anche che nell'ambito penale, perché la giurisprudenza non è una scienza, però nell'ambito penale si richiede
una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, quindi di fatto una condanna deve resistere a tentativi di falsificazione, ecco. Qui invece secondo me purtroppo è stata adottata una logica confermatoria per cui tutto è stato interpretato cercando solo elementi a conferma di quello che viene della loro ipotesi iniziale, invece di vedere quelli che non la confermavano. Cioè una teoria regge fino a prova contraria, quindi prove contrarie ce ne sono a bizzeffe, però la logica della conferma è qui è evidentissima quando in aula sono state citate le intercettazioni ambientali dove dicevano che loro sapevano di essere intercettati e lo sapevano perché Olindo aveva detto a Rosa di non parlare davanti al citofono. Che tra l'altro citando l'unica intercettazione che poteva essere ambigua se tolta dal contesto, perché se si fosse ascoltata interamente quell'intercettazione era completamente differente, perché loro avevano il citofono rotto, da fuori si sentiva quello che dicevano in casa e Olindo disse a Rosa, vabbè, se non vuoi farti sentire fuori, basta che non parli davanti al citofono. Certo. Mm. E l'avvocato L'avvocato generale quell'intercettazione lì l'ha letta in aula a Brescia dandole un tono, tirandola via dal contesto e dandole un tono completamente diverso. Purtroppo a mio avviso questo è chiaramente un bias della conferma, ma voglio pensare che l'avvocato Chiaro non avesse letto, cioè non avesse ascoltato la registrazione integrale e si fosse basato solo sulla trascrizione, che capisco possa essere misinterpretata se tolta dal contesto. Per quello dicevo prima, professoressa, a me ha impressionato ascoltare quegli interrogatori, non leggerli. Che è esattamente quello che noi abbiamo fatto. E tra l'altro, diciamo, sottoponendo poi anche gli audio, e qui torniamo al punto 1 del signor Frigerio, a una nuova comunità di ascolto e con un nuovo metodo. Anche questo è stato liquidato come niente di nuovo. Allora, qua di nuovo c'era tanto, possiamo riassumerla così la cosa. Se io la riassumessi in questi termini, signor Frigerio e confessioni di Olindo e Rosa, 2 casi da manuale di falso ricordo e false confessioni. Lei sottoscriverebbe questa sintesi estrema e brutale, diciamo così? No, certamente, e le dico anche questo con i colleghi che hanno partecipato alle perizie e con dei colleghi esteri che hanno avuto copia delle nostre relazioni, stiamo scrivendo dei lavori da sottoporre alla comunità scientifica internazionale e che quindi verosimilmente verranno pubblicati da riviste internazionali nel settore scientifico. Assolutamente. Chiudo con una domanda che ho fatto anche al professor Sartori. In aula, secondo lei, se si fosse celebrato un dibattimento, un processo vero, cosa che non è stata fatta, ci sarebbero stati scienziati che avrebbero potuto contrapporsi alle vostre tesi, alla vostra consulenza, con scientifica affidabilità? Secondo me è molto, 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 molto difficile. Esistono, diciamo... Allora, se parliamo di cognizione, io direi che nessuno avrebbe potuto dire il contrario. Di cognizione, quindi di deficit di memoria, di deficit intellettivo, di falsi ricordi, di riconoscimento dei volti, nessuno avrebbe potuto dire il contrario. Allora, io ringrazio la professoressa Cristina Scarpazza. Grazie del suo tempo, professoressa. Grazie mille. Ancora. Grazie, arrivederci, buona giornata. Avete ascoltato